Buonasera e benvenuti al Palalupe di San Martino di Lupari. Primo possesso alzato e prima palla tagli sotto canestro per le uscite di Rumi, che prende e tira subito. Palla nelle mani di Dalì, che ribalta al lato per Sabel, che non ci pensa due volte, prende, si alza di Osazu, ha sbagliato, poi il rimbalzo strappato appunto ancora da Cornelì, che sbaglia da sotto, si riprende il rimbalzo e alla fine lancia a cercare di recuperare il pallone. Qui fuori l'uscita dei blocchi e il tiro immediato. Cornelì che trova sotto canestro Scott, che batte facilmente da Sabel. Sì, tentato, assolutamente non riuscito. Poi Scott ha avuto vita facile. Nelle mani di Dalì, che può far muovere le compagne. Arriva la palla nelle mani di Zivjanovic. Cornelì che penetra, chiude, perde un attimo Ballerino. Gli arbitri lasciano correre, torna la palla fuori a Rumi. Da Dalì restano 9 secondi da giocare in questa azione. Fuori la palla ancora per Sabel. Altro tiro da 3 punti. Arriva il raddoppio. Allora ora Ozazuova è libera per penetrare. Attura che si porta in guardia. Attaccare in 1 contro 1. Attura fino in fondo. Da lì dall'altra parte la palla in the pocket per Scott, che torna fuori da Zivjanovic, metri di spazio per lei. Dall'altra parte invece continua a attaccare Sesto San Giovanni, si butta indietro Scott. Da lì intanto subito per Hobbs, che non ci pensa due volte, attacca in 1 contro 1. Il lunetta fuori ancora per Scott, che si alza da 3 punti, stortissimo, rimbalzo lungo per Trucco, anche lei appena entrata in campo, e poi fuori ancora. Allora con Conti ad attaccare in 1 contro 1 centralmente, battuta troppo facilmente, 21-19. Si è un po' bloccato l'attacco di San Martino in queste ultime azioni. Spingere dall'altra parte con la palla per il taglio, fatto benissimo. Allora può scatenare la propria transizione il Geas proprio con Scott, che dopo 2-3 finte realizza. Guarisi a giocare l'1 contro 1, restano però solo 5 secondi da giocare, dovrà forzare da 3 punti questi rimbalzi per Sesto San Giovanni. Qui allo scadere settimanale è stata proprio la difesa, la pressione difensiva messa con Conti diretteggia poi fino in fondo, battuta. Attura allora da 3 punti, sbaglia la conclusione, però a rimbalzo si contrastano due giocatrici di San Martino. Fiducia alla squadra avversaria, perché in un'azione in cui si era riusciti a metterli in difficoltà. Tanto Del Pero fino in fondo, intanto il rimbalzo offensivo di Scott, dopo ne riparliamo. Fuori la palla per Hobbs, piata dalla difesa, 3 secondi da giocare, dovrà forzare Zivjanovic allo scadere dei 24. La palla dentro per Madison Scott in avvicinamento, però ora che è uscita Attura di nuovo per Scott, non le va. Coach Zanotti alla propria giocatrice. Qui ancora una volta la palla per Scott, che questa volta per San Martino, ma Jess già dall'altra parte ad attaccare con Madison Scott, che va fino in fondo. La compagna di squadra. Ancora i cambi difensivi, la palla per Scott, che di forza va fino in fondo questa volta. Poi sui piedi della giocatrice giallonera. Altro errore qui della difesa. Terzo quarto, rimbalzo offensivo che piglia. Qua si allarga nel pop dalla lunetta. Fuori la palla per Del Pero, che ha tiro da fuori, parte con la penetrazione, trova molto bene lo scarico all'ultimo sesso appunto al Geas, che va dentro dritto per dritto. Del Pero, ancora Del Pero a giocare l'1 contro 1, il penetra e scarica per il pick and pop di Hobbs. Tiro difensivo sì, secondo me Guarise, però tenuto bene, infatti qui Del Pero, palla per Dalì, gioca sui blocchi, fuori la palla per Del Pero, che ha già segnato una tripla. Decisamente pesanti, a cavallo dell'ultima pausa. Da lì è ritornata Zivjanovic, che subito attacca in 1 contro 1. Scott a giocare sul blocco di Trucco, la trova dentro, in reverse poi Trucco. C'è un canestro in reverse, un canestro anche difficile, quindi non ci si può fare nulla. Bravissima Guarisa. Sì, è vero, ci potevano stare entrambi. Grossa pressione difensiva hanno giocato veramente su livelli alti. Qui la partenza Worthy da parte di Hobbs, che poi si appoggia. Eli Scott per San Martino di Lupari, subito cercata dentro dall'attacco di San Martino. Scott brava su Rumi, che ha tutto lo spazio per prendersi la tripla, ma dall'altra parte subito a punire Scott in difesa per San Martino. E di nuovo rimbalzo controllato da Conti, che va fino in fondo dall'altra parte ad appoggiare delle lupe
Dentro la palla per Hobbs, bravissima nel passaggio non look, creatura subito ad attaccare in 1 contro 1, prova a sporcargli la palla Zivjanovic, torna nell'angolo, realizzata, porterebbe al pareggio in questa partita. Conte ad attaccare, dentro la palla, aiuto troppo prematuro, Scott con il tempo giusto a rimbalzo a controllare un altro pallone, la palla si muove ancora, torna nell'angolo a Jordan Hobbs che questa volta, e qui San Martino che con un rimbalzo in attacco riesce a portarsi ad una tripla. Da lì dentro la palla per Hobbs che cerca Scott, che si butta indietro su una gamba sola, non fanno fallo, scappa via da lì, resta da lì via, restano 10 secondi da giocare, sotto la palla per Scott, tutti che guardavano da lì e Scott sigilla, finisce al Pallanuppe l'8ª giornata di campionato di Serie 1 con la Lama San Martino che vince 75-69